Bella raga, ciao a tutti, come veneziano, riprendiamo con MotoGP. Allora, qua questa è una gara che può essere forse in condizioni variabili. Moto d'orgoglio. Veneziano non sembra riuscire a indirizzare lo sviluppo come vorrebbe, battendo Morbidelli potrebbe dimostrare il suo valore. Vabbè, chiaramente partiamo in pole perché abbiamo fatto una pole mostruosa e dopo abbiamo fatto schifo nella sprint, vediamo qua. Però se è prevista pioggia, cioè, io proverei l'azzardo. Soft soft, la rischiamo, frega un cazzo. Si rischia, no, ma non è, però ne voglio una magari messa bene, grazie. Ok. Qua coi freni. 31 sì, stiamo così, dai, qua ci fidiamo di lui. E niente raga, ci può essere il cambio gomme a sto punto, credo. Questa è la possibilità, speriamo, sarei curioso sinceramente. Andiamo. Non sembra ci siano problemi, sono Dai tutti raga, pronti per l'obiettivo partire. intanto è Pochi quello di, secondi e dopo semaforo come si dice, scatenato non fare l'inferno. i flash cut. Go, 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 go. Attenta come sempre la cioccolataio. Guarda Vardio, madonna, madonna come cazzo è scattato Martin. Comunque qualcuno mi scrive ovviamente di non accelerare a scatti, faccio fatica raga, ci sto provando. Perché non riesco più come una volta a giocare ogni giorno, 100 gare al giorno. Va. Guida pericolosa. Ma stiamo zitti. Dai, che il passo ce l'ho nelle gare favorevoli. Il De Cresi, se non li vogliamo il De Cresi. Il De Cresi come. Sono gozato per capire se ci sarà il cambio come. Nella seconda gara in Argentina c'era questa possibilità, ma poi non è servito. Qualcuno è andato, qualcuno no, io l'ho rischiato. Vediamo, attenzione. Il panico del talento, il talento veneziano si vede in questi momenti, nei classici momenti comendiani. Dai, l'importante è non fare i flash, cazzo, ti prego. È vero che sto guidando molti più giri, però voglio fare più giri proprio questa cosa del cambio gomme, del cambio moto, scusate, senza il cambio gomme. Una gran qualifica, questa deve farmi fare tanti punti, attenzione. Questo è un sorpasso del vecchio Cume, del classico De Cresi. Primo giro completato, ne mancano solo 8, la pioggia non arriva per il momento. Io ho messo le soft proprio perché magari se cambiamo la moto almeno sfrutto tutto. Se non piove so cazzi chiaramente. Calma Cume. Il livello comunque c'è. Va bene, nel senso, con una moto così è giusto essere qua, me la lotto. Comunque non è molto amato dai suoi avversari il Cume, considerato un uomo abbastanza curioso. Dai raga, proviamoci. Il De Cresi può tutto, lo sappiamo. Lui è il... Penso quanto giocavo una volta, cazzo. Mi abituavo ai giochi dopo un minuto, ovviamente. Giocavo una giornata in solo il primo giorno, 8 ore per prendere dimestichezza. Eccola là. Però mi salvo e non c'è il flash, però ho perso 2000 posizioni, ma non ho il flash. Almeno non c'è il cazzo. Non c'è il flash, cazzo. Aia. Dai, va bene. Tempo tanto la prima stagione è il test. Il classico test. Ocio. Male, molto male. Il De Cresi. Calma, che era proprio prendo le penalità. Dai, mi sono salvato non so come. Sento che ho fatto una pole non so come veramente. Che devo battere Morbidelli.
La velocità della moto c'è. No, aria là. Devo migliorare assolutamente la stabilità per il momento. Comunque porterò MotoGP vecchio, ragazzi. No, mamma mia! Qua ho rischiato veramente il decresi. Dai, perché puoi assolutamente portare a casa molti punti irridati. La pole è stata un caso. Se nel giro secco magari c'ho culo, perché il livello comunque, cioè, è un livello accettabile. Mamma mia. Però la pioggia non arriva e con le soft secondo me gli ultimi giri perderò 607 position. Troppo interna. Si fa fatica, raga, si fa fatica. Che tensione, raga. Mamma mia, sto guidando al limite e sono ottavo. Cioè... questo va lungo però. Infatti limite di pista, giusto. Che vedo poche cadute e questo mi dispiace perché qualcuna ce ne deve essere un po' di più, però visto che va da gara a gara, quindi dai Come dai, attenzione internazzo, sorry, questa però non mi dà l'avvertimento, solo un avvertimento per il momento e questa è cosa buona e giusta. Zecchi mi odia comunque. Lightyear, beh, lui è Buzz Lightyear. E bisogna un po' piano piano devo riprendermi i nomi perché non seguo pochissimo ormai la MotoGP. Mamma mia! Paco. Però comunque è già un cume un po' più spigliato. Attenzione qua con Paco De Lumini. Male. Mamma se è tosta, Rosy Binder perché c'è... Guida pericolosa, me l'ha data alla fine. Non piove però signori, non piove. Bisogna capire le gomme se tengono fino alla fine. Ovviamente non è detto che sempre c'hai la pioggia col cambio ovviamente. Non sono pulito in uscita soprattutto. Dai. Bella gara, anche se partiamo dalla pole, ma ripeto la pole è stata un po' di culo sinceramente. Il giro secco forse il Kuma ancora può dare qualcosa, il Kuma giocava una volta senza nessun aiuto a difficoltà massima, un gioco più arcade sicuramente, ma ricordiamo che io sono un veneziano senza patenti, ricordiamolo. Oia, ci sto provando in tutti i modi a recuperare posizioni, ma non ho anche paura di cadere. La pioggia non arriva. Mi sono presa bene però, sto sempre troppo interno secondo me, mi tocca frenare. Attenzione però il Kuma è quinto. Boom, ed è fastest di veneziano. Signori, il Kuma ha dei momenti di classe ancora.
Aia. E la gomma posteriore praticamente non c'è più. Ne mancano ancora 2000 giri. Mi servirebbe il diluvio adesso, cazzo. Mi servirebbe il diluvio adesso. Calma, calma, De Cresi. Il podio non è lontano. Mi sto divertendo, era da un po' che non mi divertivo su MotoGP. È chiaro che ancora la paura di cadere ce n'è una tanta. È qua che ho fatto la pole. Le ultime curve, se le faccio bene, recupero tantissimo. Stiamo girando bene però adesso, signori. Boom. Ed è un altro fast, cioè sono molto più veloce degli altri adesso. È che non sono costante. Posso alzarlo il livello, non adesso, questa è la stagione test ovviamente. Yellow flag, finalmente la yellow flag. Classica yellow flag. Comunque porterò anche F1 25 solo per il fatto che le icone, che la CPU può comprare le icone, raga, No, non puoi darmi la... Ma dai, ma che stronzata è? Vabbè, a fanculo, va. Un avvertimento che non ci sta minimamente. Sono più veloce però, raga, non prendo i primi. Quindi magari ho i giri belli, però nel completo. Attenzione, piove? No, forse no, niente, non piove. Ma adesso ormai forse non ha neanche più senso. Mamma mia. No gom, in inglese, no gom. Scusate, dai. Two laps remaining in un inglese di padrelingua. Può anche andare bene il quarto posto, sinceramente. Non ho più le gomme però, Adesso veramente non ho più le gomme. Lo vedo ogni curva. No gomma. Questa purtroppo pago le soft, secondo me. Meriterei il quarto posto senza flash cut, speriamo. No, veramente ogni curva sbarella, guarda che roba. Bisogna capire. Sono teso, raga, sono teso. Ma anche loro comunque soffrono, perché sto guidando non benissimo, ma non sto perdendo, anzi. Hanno problemi anche le due Ducati. No. Pitturiamo, come pitturiamo. Attenzione, va lungo Marquez. Va leggermente lungo Marquez. Tutti stanno un po' rallentando, tutti hanno le gomme andate.
vediamo l'usura, la vediamo. Attenzione, ho il podio. No, calma, no, Dio. Yellow flag, Miller, yellow flag. Scusate ragazzi il poco commento, ma una tensione. Mamma che no! Sorpasso da fenomeno qua. Per le mie capacità ormai di... Madonna, fiori. Ho paura. Ho preso paura. Ho preso paura ragazzi. Lo ammetto proprio, non ho voluto rischiare. Non ho voluto rischiarla. Ma ne accorgo anche la forse il secondo posto sicuro, ma il cubo è tornato. Senza flash cut. E baffa cuore, e baffa cuore, e baffa cuore. Sì. Mamma mia, vicino al podio. La tradizionale cerimonia Sono del bruciati podio. però nel Vediamo fastest. insieme la classifica finale della MotoGP. Forse le gomme, il software a questo punto di vista erano belle prestazionali. NC, Jack Miller solo fuori. Ok. Dai, comunque siamo settimi nel mondiale, vicinissimo al mio compagno, dai, non va bene, non va male, dai, sono contento, cazzo, sono contento. Raga, il De Crazy è tornato parzialmente, ultimo posto, veramente, qua non ho fatto un sacco di giri ma non sono riuscito a trovare il setup, questo è il problema, che posso farti delle grandi gare e poi delle cagate abnormi. Vabbè, andiamo, Gran Premio di Francia. E Marc Marquez ha Vai, dimostrato di... Go. Vediamo di fare qualcosa di buono. Qualifica malissimo, non ho capito, non ero lontano dagli altri, però ultimo signori, quindi io sono così, o bene o malissimo, o benissimo o malissimo. Qua vabbè, un po' di bordello è successo. Ricordo che è sempre stagione test, quindi se il flashback non è ancora completamente tolto, però ma cosa ho fatto? La soddisfazione che sono riuscito a finire alla grande la mia prima gara senza fare flashcard dopo tanti e tanti anni. Questa è la curva che mi ha dato più problemi in qualifica. Tanto ho già un avvertimento su 5. Classico esternazzo, no, 2 avvertimenti! No, vabbè, una vergogna. Congiura contro il cume, signori. Il cupolotto è tornato. E il cubo è 8, se torna. Abbiamo rimontato bene. Aia, qua me la becco. Terzo avvertimento del primo giro, però non è bellissimo. Speriamo di no. No, ma puttana. Qua long run me lo becco secco. Long lap. Che palle però. Ancora. Non riesco a passare. Lightyear. Mi odia Lightyear. Bad Buzz Lightyear. Scusate raga, comunque è paradossale, nella gara sprint faccio cagare. Vado molto peggio che con i flash nella sprint, non capisco il perché. Forse perché ho meno benzina, boh, non lo so.
Sì, però basta cazzo adesso, beh, no, vabbè. Niente. Non che seguo in sta gara, Nel sprint faccio cagare. Occhio. Dai, dopo la prima stagione, bene o male, io tolgo tutto ai Flash, quindi devo farcela con le mie forze. Però i miglioramenti ci sono e si vedono. Il mitologico Lightyear. Ok. 1.35, 2 il in realtà non sono lontano dal fastest, Non sono ad anni luce dal fastest. Dopo sono anni luce da Marquez, il mio compagno. No. Vai. Sarà dura non fare più errori, mentre sta gara è proprio dura per me. Con questa curva che la odio. Siamo contro Lightyear, perché è Lightyear, Buzz Lightyear. Scodatissima forse. No, mamma mia, qua ho visto. Oh beh, di Gianduiotto. Merda, male. Sto proprio guidando la cioccolataio e obeso anche. Siamo davanti Lightyear e Reggie Miller. Guida pericolosa di Gianduiotto. Ancora. Lotta incredibile per la 10ª posizione. Sta gara proprio non me la sento per il momento, no, ma se mi dà penalità mi gira il cazzo, però. Sono stato colpito a sé, eccola la porcata è arrivata. Ma andate a cagare voi, long lap. Cagatissima proprio. Ma perché non va? Oh. Ma perché non va automaticamente? No, scusa un attimo, scusa un secondo, ma io ho detto long lap assistito, scusate, voglio capire perché non me lo dà. Dove sto sbagliando? Fatemi capire. Scusate, raga, ma così almeno capisco come si fa anche, perché forse sono arrivato leggermente sbagliato. Sì, non devo arrivare così, dai. Abbiamo capito che non dobbiamo arrivare così. Ecco. Devo arrivare... Ma perché? Ma se ti ho detto... Ma puttana miseria, ma se ti ho detto che è automatico, dammelo automatico. Niente, non me lo dà automaticamente. Devo farlo io, però guarda che cazzo ho messo l'assistito. Niente, non me lo dà. Ragazzi, mi spiegate perché non me lo dà assistito? Non sto capendo un cazzo. Ho detto long lap assistito, ma forse la traiettoria basta, cioè non capisco. Boh. Non sto capendo, non sto capendo. A questo servono le stagioni test. Comunque la serie penso che la farò perché mi sto anche divertendo. Però ricordo questa stagione test, quindi non incazzatevi. Ci sono errori, ci sono flash cuts e robe così. Vai.
Questo è l'ultimo giro, the final lap. Devo cercare di arrivare in top 15. Però non mi dà il long lap assistito. Non capisco il perché. No, non devo perdere la top. Niente. Niente, ho delle gare che faccio fatica. Questo per esempio sta come si dice, questa è proprio malissimo. Dai, devo proprio usare questa stagione per imparare di nuovo tutti i tracciati bene, non c'è alternativa, e nel prossimo anno a bomba. E dove sbaglio? Cazzi miei. Vediamo se riusciamo a riportare a casa un titolo mondiale MotoGP senza ovviamente neanche un flashback. La difficoltà posso che tenere questa, secondo me, per il momento va più che bene. Boh, diciamo che ho capito le curve dove ho problemi qua. Probabilmente la gara normale sarà sicuramente migliore. Alla fine è un test del test, la short. La sprint, la short. Scusate ragazzi, momenti di panico in casa Cuba. Vabbè, il minimo possibile. Però avevo capito che non ho l'assistito nel long lap, non capisco il perché sinceramente. Mentre i piloti rientrano ai box, vediamo insieme la classifica Comunque finale Alex della Marquez gara. settimo. Vabbè. E come giro non sto girando male, non ho girato assolutamente in gara, non ho girato male. Vabbè, raga, sotto il comandante veneziano, con calma, intanto ho fatto una gara a Jerez, la Frontera, o Jerez, quello che volete voi, strepitosa. Ciao!